12 morti nelle ultime 24 ore per Covid in Friuli Venezia Giulia, sfondata quota 4.000 vittime dall'inizio della pandemia, nuovo record di positivi nella quarta ondata, 830 contagi. Indagini e controlli dei NAS di Udine su farmaci e studi odontotecnici, 4 farmacisti e un tecnico segnalati all'ordine per mancanza di vaccinazione in tutta Italia, 5.000 verifiche. Scatta il piano per controllare i Green Pass sui mezzi pubblici. Per quanto riguarda gli autobus, le aziende puntano alle verifiche a terra. Il nuovo presidente Pascoli, impossibile per gli autisti anche controllare. È stata inaugurata nel Salone del Parlamento del Castello di Udine la mostra per il centenario di Marcello D'Olivo. A 30 anni dalla scomparsa, la rassegna ne racconta l'importanza per la storia dell'architettura. Ritorna l'incubo Covid e colpisce la primavera bianconera, rinviata la partita contro la Cremonese prevista per domani pomeriggio. Alcuni elementi del gruppo squadra sono in quarantena. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dunque, con i decessi registrati nelle ultime 24 ore salgono a più di 4.000 le vittime con Covid dall'inizio di questa pandemia. E oggi è anche nuovo record di contagi con 830 nuove positività. Superati i 4.000 decessi con Covid dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia, 12 nelle ultime 24 ore i morti con coronavirus, un 94enne di Sacile, un 93enne, un 90enne, un 87enne, una 84enne, un 78enne e un 65enne, tutti di Trieste, una 90enne di Grado, una 89enne di Cordenons, una 86enne di Pordenone, un uomo di 81 anni di Sagrado e un uomo di 78 anni di Muggia. 25 pazienti in terapia intensiva e 284 quelli in altri reparti. Nuovo picco di contagi, sono 820 su oltre 8.660 tamponi molecolari, l'8,29%, e su oltre 13.600 test rapidi, 0,75%, 11 contagi tra dipendenti delle aziende sanitarie e 9 tra operatori delle case di riposo a Trieste, Pordenone, San Dorligo, Morsano al Tagliamento, Udine e San Canzian. 20 casi di nonni e nonne ospiti delle strutture per anziani. Le persone in isolamento sono oltre 7.300. Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere un'altra settimana in zona gialla e da lunedì in questa fascia di rischio passerà anche l'Alto Adige. Tutte le altre regioni italiane resteranno invece in zona bianca. Dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute emerge che l'incidenza settimanale a livello nazionale continua a crescere, 155 per 100.000 abitanti rispetto a 125 della scorsa settimana. Tra il 10 e il 23 novembre l'RT medio sui sintomatici è a 1,20, sopra la soglia epidemica ma in calo rispetto all'1,23 della settimana precedente. Regioni e province autonome con l'incidenza più alta sono Bolzano con 645,7 contagi per 100.000 abitanti che da lunedì sarà appunto in zona gialla, il Friuli Venezia Giulia con 336,3 casi, il Veneto con 317,1. 4 farmacisti della provincia di Udine e un odontotecnico del Pordenonese non vaccinati sono finiti nel mirino del NAS e sono stati segnalati agli ordini professionali. I carabinieri del NAS di Udine hanno segnalato all'azienda sanitaria 4 farmacisti, tutti attivi nella Bassa Friulana, in provincia di Udine perché non in regola con le disposizioni per la vaccinazione anti-Covid. In provincia di Pordenone è stato segnalato invece un odontotecnico dipendente di uno studio. Nell'arco dell'ultimo mese gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno eseguito 18 controlli nella Giuliana, 24 nell'ex provincia di Udine, 11 nel Pordenonese e 12 in area isontina. Sono state controllate
controllate farmacie e strutture sanitarie per lo più private, in parte convenzionate con il sistema sanitario, studi odontoiatrici. Nessuna delle persone segnalate è stata denunciata, poiché sarà necessario da parte dell'azienda sanitaria accertare la loro posizione reale rispetto all'inoculazione. Nel corso dei controlli svolti dal NAS a livello nazionale, in 1609 strutture e centri sanitari pubblici e privati sono state verificate circa 4.900 posizioni di professionisti, accertando 281 situazioni irregolari dovute all'esercizio della professione in assenza della vaccinazione. Tra i professionisti controllati è emerso che 126 eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione dall'ordine professionale. Queste condotte hanno portato al deferimento all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, poiché sorpresi in servizio malgrado fossero stati sospesi. Foglio di via obbligatorio per 3 anni da Pordenone nei confronti della coppia di medici abruzzesi che domenica 28 novembre aveva raggiunto il capoluogo della destra a Tagliamento per partecipare ad una manifestazione Novax. Dagli approfondimenti è emerso che la moglie, invitata alla manifestazione antivaccinista come relatrice, si era negativizzata al Covid-19 il giorno prima dell'arrivo a Pordenone. Era ancora positivo invece il marito, giunto in regione violando lo stato di quarantena, motivo per il quale è stato denunciato. Durante gli accertamenti è emerso che l'uomo, pur invitato in più circostanze dal receptionist dell'albergo ad indossare la mascherina, deliberatamente non la portava. Il questore di Pordenone ha emesso 2 provvedimenti di allontanamento per la durata di 3 anni e ha segnalato i 2 professionisti all'ordine dei medici di Pescara per i profili di interesse. Torniamo a parlare di Super Green Pass perché dalla prossima settimana scatteranno a livello nazionale, anche in Friuli Venezia Giulia, le misure che riguardano in particolare il trasporto pubblico locale. Come sapete, a partire già da lunedì scorso il Super Green Pass è stato applicato in Friuli Venezia Giulia, ad eccezione appunto del trasporto pubblico locale. Quali sono le novità? Beh, le ha annunciate il neonominato presidente di TPL FVG, Bruno Pascoli. Il Green Pass per quanto riguarda i mezzi pubblici sarà controllato a terra e non a bordo dei mezzi. Con l'obbligo di Green Pass per salire sui mezzi pubblici sono molti gli interrogativi che tormentano utenti e aziende, a partire da chi controllerà il regolare possesso della certificazione. Quesiti su cui il neonominato presidente di TPL FVG, Bruno Pascoli, si sta già confrontando insieme alle 4 aziende consorziate della regione. Presentato questa mattina a Gorizia, il dirigente ha spiegato come si procederà. Ovviamente c'è la norma, bisogna rispettarla, però sugli autobus, e qui sono tutte e 4 le consorziate d'accordo su questo, i controlli non li possono fare sicuramente gli autisti. L'autista deve guidare, non può essere distolto. Si punta quindi a controlli a terra, controlli magari a campione, in collaborazione con le forze pubbliche. All'ordine del giorno anche la carenza di autisti che si sta facendo sentire in tutta la regione. Ci sono ovviamente delle problematiche collegate ai Novax, ecco, questo l'abbiamo visto tutti un mese fa quando è entrato in vigore, un po' tutte le aziende regionali hanno avuto una percentuale sul 20% circa di personale che non si presentava al lavoro o con qualche scusa eccetera, comunque personale non vaccinato e quindi non poteva accedere, diciamo, al luogo di lavoro, all'autobus. Adesso fortunatamente, forse anche perché ci sono delle evidenze di diffusione di nuovo di questa quarta ondata, molti di quegli autisti hanno abbandonato quella posizione intransigente e comunque però c'è sempre uno zoccolo duro che induce le aziende a ricercare personale. Versa in gravi condizioni una donna di 34 anni che questo pomeriggio si è scontrata con la sua auto con un furgoncino a Villesse lungo la regionale 351 in prossimità dell'innesto con la 34. L'auto si è cappottata, la 34enne è stata liberata dai vigili del fuoco inviati sul posto con il personale sanitario e l'elisoccorso. La donna è stata trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni ma sempre cosciente, meno gravi le lesioni subite dal conducente dell'altro mezzo coinvolto.
Fortunatamente nessuna conseguenza per il 63enne che guidava la Mazda, che questo pomeriggio si è schiantata contro un pilone lungo la rampa d'accesso alla rotonda di Tolmezzo. Illese miracolosamente anche la moglie e la figlia che viaggiavano con l'uomo. Sul posto Polizia locale della comunità della Carnia per rilievi, viabilità, accertamenti e i vigili del fuoco. La famiglia di Cavallino Treporti stava raggiungendo la propria seconda casa in Carnia. Tentano la fortuna rubando dei gratta e vinci. Autori del reato sono i malviventi che, approfittando della distrazione del titolare, hanno rubato 300 tagliandi della lotteria istantanea nel tabacchino all'interno del centro commerciale Cittafiera di Martignacco. Poi si sono dileguati. Il responsabile del punto vendita ha chiamato i carabinieri appena si è accorto dell'accaduto. È pronto il nuovissimo corso di laurea per i geometri, un iter professionalizzante e abilitante, consente l'iscrizione all'albo senza bisogno di sostenere un esame di Stato. La presentazione questa mattina all'Istituto Marinoni di Udine. È una figura professionale sempre più richiesta in Friuli Venezia Giulia, oggi più di ieri per la forte ripresa del comparto edile. Adesso per il geometra si apre un nuovo iter formativo che lo porterà alla laurea. Il nuovo indirizzo scolastico, approvato definitivamente il 28 ottobre scorso in Senato, è stato presentato all'Istituto Tecnico Marinoni di Udine. Una laurea professionalizzante, ma non solo, ma anche abilitante, che questo vuol dire che dopo i 2 anni didattici e di laboratori, con l'aggiunta di un anno di tirocinio, cioè di lavoro nei comuni, negli studi professionali e nelle aziende, dunque per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro professionale, i nostri ragazzi avranno la possibilità, invece di aspettare poi di rifare l'esame di Stato per l'esercizio della libera professione, di iscriversi direttamente all'albo professionale dei geometri. Dobbiamo dare ai nostri ragazzi un'opportunità. In un momento così complicato, la pandemia, venivamo già da una crisi profonda da oltre 10 anni, questo è sicuramente uno strumento che potrà dare ai nostri ragazzi una possibilità in un momento anche in cui l'edilizia, il territorio, la rigenerazione urbana, la riqualificazione sono i temi all'ordine del giorno. Ci siamo trovate molto bene sia per quanto riguarda la parte delle lezioni e soprattutto per quanto riguarda per mio conto il tirocinio, perché secondo me è stata veramente un'esperienza importante per la nostra formazione. Noi siamo stati molto fortunati, nel senso che di tutti i ragazzi dell'ultimo anno che abbiamo fatto tirocinio siamo tutti rimasti nello studio che ci aveva preso a fare tirocinio, e quindi adesso ho fatto l'esame di abilitazione la scorsa settimana e adesso sto iniziando a collaborare, con gennaio mi iscrivo al collegio e quindi niente, proviamo la libera professione. Il progetto ITEM, che vede per protagonisti Danieli, Malignani e Isis Bassa Friulana, ha vinto il premio Eccellenza Duale 2021 per l'alternanza scuola-lavoro, consegnato dall'ambasciata tedesca a Roma. Un progetto innovativo che prevede formazione, oltre che per gli studenti, anche per insegnanti e professionisti. Vince per la categoria progetti in alternanza realizzati con scuole superiori l'azienda Danieli, con il progetto ITEM. Ha ricevuto il premio Eccellenza Duale 2021 il progetto ITEM, un innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro ideato dalla Danieli Officine Meccaniche di Butro insieme all'Isis Malignani di Udine e all'Isis Bassa Friulana di Cervignano. Il premio, che ha visto protagonista per la nostra regione anche la Fondazione Pittini, è consegnato ogni anno dall'ambasciata tedesca in Italia e dalla Camera di Commercio italo-tedesca. ITEM è un progetto nato nel 2021 che mira a cambiare il rapporto tra studenti, professori e professionisti nell'alternanza scuola-lavoro. Oltre alla consueta attività in azienda, il progetto ITEM mira a portare gli operatori e i professionisti in aula, instaurando così un rapporto di co-insegnamento con i professori. I docenti vengono così a loro volta formati sulle tecnologie più moderne attualmente in uso, mentre i professionisti ricevono utili consigli sull'insegnamento per migliorare l'accoglienza e la formazione dei nuovi lavoratori in azienda. Il progetto triennale è strutturato perché si inneschi un circolo virtuoso tra gli studenti delle quinte e delle quarte, che possano poi l'anno
l'anno successivo prenderne il posto. È un percorso studiato, spiega Gianpietro Zamò, responsabile del progetto per Danieli, per favorire gli studenti degli ultimi anni e dargli strumenti utili nel proseguo dell'attività lavorativa e degli studi, in particolare per quanto riguarda coloro che poi vogliono proseguire la formazione negli istituti tecnici superiori. Continuiamo a parlare di relazioni virtuose tra mondo della formazione e mondo dell'impresa. Lo facciamo spostandoci a Brugnera, dove oggi è stata presentata Innovation Platform. Vediamo. Qualità del prodotto, delle aziende, ma soprattutto del capitale umano sono gli spazi di competizione sui quali dobbiamo giocare la partita per il rilancio del Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto l'assessora regionale al lavoro e alla formazione Alessia Rosolen in occasione della presentazione dell'Innovation Platform a Brugnera all'interno dell'Isis Carniello. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra pubblico e privato grazie all'importante lavoro del cluster Legno Arredo Casa, rappresentato a Brugnera dal presidente e dal direttore Matteo Tononna e Carlo Piemonte, in collaborazione con Federlegno a Sopannelli. Il progetto ha come obiettivo quello di creare una piattaforma tecnologicamente avanzata in grado di proiettare sia gli studenti che il personale da formare su sistemi produttivi digitalizzati. L'innovazione e la digitalizzazione di cui sentiamo sempre parlare qui diventano esempi concreti sui quali costruire davvero il capitale umano di cui abbiamo bisogno. Pochi mesi, grazie al lavoro degli EDR, abbiamo sistemato un laboratorio che aveva problemi da molti anni, abbiamo progettato una nuova struttura a supporto del sistema scolastico che si sta ampliando, attraendo persone soprattutto anche dal Veneto, e abbiamo costruito questo piccolo centro di formazione digitale che serve non solo agli studenti ma anche a chi lavora nel mondo del mobile e dell'arredo. Se pensiamo di uscire dalla crisi semplicemente sfruttando i fondi del PNRR abbiamo sbagliato visione. La collaborazione e l'aiuto reciproco tra il mondo del pubblico e quello del privato sono la soluzione che qui prende forma. Cristina Mattiussi, delegata della Commissione Innovazione di Confindustria Udine al progetto Startup, è la nuova rappresentante per il nord-est di Innovap, l'ecosistema italiano dell'innovazione, che conta oltre 300 soci. La nomina è avvenuta in occasione del rinnovo dei vertici associativi. Sono onorata, ha commentato Cristina Mattiussi, di aver ottenuto questo incarico. L'obiettivo è quello di promuovere le iniziative strategiche necessarie per sostenere e accrescere la rilevanza dell'ecosistema dell'innovazione. Salvi, torretta panoramica e centro di documentazione di Tor Viscosa. Li ha comprati il gruppo Bracco dal fallimento di Caffaro in amministrazione straordinaria. Soddisfatto il commissario Marco Cappelletto. Il centro di documentazione CID di Tor Viscosa e l'adiacente celebre torretta panoramica della cittadina di Fondazione della Bassa Friulana diventeranno di proprietà del gruppo Bracco. L'ufficialità nei prossimi giorni. I beni, 2 pezzi di storia della vecchia torre di Zuino, sono stati acquistati all'asta da Caffaro in amministrazione straordinaria. Il gruppo Bracco, da sempre vicino all'arte e alla cultura, diventa così proprietario della struttura del CID, nota per la conservazione della storia della città fabbrica, ma anche di spazi di incontro, come l'auditorium. Torretta e centro di documentazione sono stati concessi al comune di Tor Viscosa con un contratto che scade tra 3 anni e che sarà con ogni probabilità rinnovato. La vendita all'asta, spiega infatti il commissario straordinario di Caffaro in amministrazione straordinaria, Marco Cappelletto, è stata formalizzata tenendo conto dell'importanza storica degli immobili, con tutela nei confronti delle attività che si sono sempre svolte all'interno del CID, realtà espositiva che conserva un vasto patrimonio, dall'epoca romana fino alle mostre allestite in epoca moderna e contemporanea.
Puntare all'innovazione, a trattamenti all'avanguardia, a una medicina sempre più sartoriale. Sono i presupposti del futuro della clinica neurologica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che celebra i suoi primi 30 anni con una 2 giorni a Udine. La struttura sanitaria è tra le prime in Italia ad aver creato il NeuroCovid, un centro dedicato allo studio e al trattamento dei pazienti colpiti dalle conseguenze neurologiche a lungo termine del Covid. La clinica neurologica universitaria di Udine compie 30 anni e per celebrarle ha organizzato a Udine una 2 giorni dedicata alle novità terapeutiche e diagnostiche, coinvolgendo anche i giovani medici per parlare di prospettive future per una neurologia sempre più all'avanguardia, olistica e sartoriale. Ci sono campi nuovi che permetteranno sempre di più in avvenire una medicina di precisione, una medicina personalizzata addirittura. Penso ai risultati della biologia molecolare, della genetica, della possibilità anche di arrivare a diagnosi neuroimmunologiche estremamente raffinate. Un'occasione per parlare della creazione del primo NeuroCovid in regione, tra i pochi in Italia, per curare e studiare conseguenze per chi ha contratto il virus. Oltre i danni pesanti che ci sono stati nella fase acuta, al di là dei morti ovviamente, c'è da considerare che tanta gente continua ad avere disturbi, se vogliamo anche minori, ma molto fastidiosi, che vanno dalla stanchezza alla cefalea persistente, che vanno dai disturbi dell'olfatto fino a cose più importanti che riguardano deficit delle funzioni cognitive. Quindi per queste persone ci siamo attrezzati per poter dare una mano. Marcello D'Olivo, architetto del mondo in Friuli Venezia Giulia, è il titolo della rassegna inaugurata oggi al Castello di Udine, ospitata nel Salone del Parlamento. La mostra è stata organizzata nel centenario della nascita di D'Olivo e a 30 anni dalla sua scomparsa. Nulla deve essere lasciato al caso, è uno dei motti dell'architetto Marcello D'Olivo, i cui lavori più significativi sono esposti fino al 30 aprile del 2022 nel Salone del Parlamento del Castello di Udine. La rassegna Marcello D'Olivo, architetto del mondo in Friuli Venezia Giulia, è promossa dall'amministrazione comunale, che intende ricordare l'architetto friulano a 100 anni dalla sua nascita e nel trentennale della sua scomparsa. Sono presenti diverse testimonianze del grande lavoro di D'Olivo, sia nella sua regione d'origine che in tutti i continenti. Ovunque prima di iniziare a progettare il suo pensiero andava alla natura circostante, in cui inserire opere che si fondessero con la natura stessa senza sconvolgerla. Si lavora in tutto il mondo e la famiglia ci ha lasciato un patrimonio al comune che sono i suoi disegni, i suoi progetti, molte cose che poi non sono state anche realizzate, alcune realizzate, ricordo per tutti i friulani che conoscono Lignano Pineta. Lignano Pineta è stata progettata da D'Olivo e abbiamo questo bellissimo esempio di una città particolare, insomma balneare, progettata da lui. Ma i lavori sono stati tanti, era un uomo, un grande artista, poliedrico perché era anche pittore. Il Centro Friulano Arti Plastiche, di cui l'architetto fu socio, ha organizzato un'esposizione diffusa in città, con un percorso attraverso i luoghi mancati di D'Olivo, ossia le zone per cui predispose progetti che non furono mai realizzati: Viale Venezia, Piazzale Osoppo, Via Leonardo da Vinci e Via Bariglaria. I fan friulani sono andati letteralmente fuori di testa, è proprio il caso di dirlo, leggendo il grande annuncio reso pubblico questa mattina. La prossima estate Lignano Sabbiadoro ospiterà una delle band rock di successo più attese in Italia e nel mondo, una data zero che simboleggia una svolta di energia e positività per la città balneare e per la stessa regione. Arrivano i Maneskin. Un altro grande evento concertistico per la stagione estiva 2022 che conferma Lignano al centro dell'interesse della musica internazionale. Il 23 giugno ci saranno i Maneskin che suoneranno presso lo Stadio Tegel. Avete capito bene? Maneskin 23 giugno allo Stadio Tegel. Lignano, capitale della musica. Una notizia molto importante, una notizia meravigliosa, una notizia che spacca. La più forte, la più importante band rock del momento, quindi un orgoglio non solo per il comune di Lignano ma anche per l'intera regione Friuli Venezia Giulia.
Da una band rock alla tradizione, in Friuli Venezia Giulia sono oltre 140 i siti proposti da presepifvg.it per la 18ª edizione del Giro Presepi Friuli Venezia Giulia. La rassegna, dopo le limitazioni dello scorso anno dovute alla pandemia, si ripropone anche con una grande mostra nella chiesa di Sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato a Udine. Presepi, Friuli Venezia Giulia, la tradizione che prende forma. È il titolo della manifestazione che racchiude diversi eventi natalizi sparsi in tutta la regione promossi dal Comitato regionale dell'Unione Nazionale tra le Pro Loco d'Italia. Il fulcro dell'iniziativa, che lo scorso anno si era svolta in maniera ridotta a causa del Covid, è l'esposizione di oltre 50 presepi fatti a mano da alcuni tra i più bravi maestri presepisti della regione, accanto ad alcune opere d'arte concesse da autori friulani nella chiesa di Sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato, concessa per l'occasione dal Museo Diocesano. La mostra raccoglie il testimone di quella che si è tenuta per 11 edizioni prima della pandemia a Villa Manin di Passariano. Per fortuna c'è qualcuno che ha il coraggio di portare avanti quelle che sono non solo le tradizioni, ma valori di fede che caratterizzano il nostro paese. Il rinnovato sito web presepifvg.it propone la 18ª edizione del Giro Presepi del Friuli Venezia Giulia, ossia la mappa con 141 siti presepiali. Dai dati che avevamo ante pandemia avevamo avuto 30.000 visitatori circa, provenienti da tutte le regioni d'Italia, anche dall'Austria e dalla Slovenia. Quindi ormai la regione Friuli Venezia Giulia è conosciuta per i siti presepiali. Domani sera, 4 dicembre, Telefriuli trasmetterà in diretta dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine il concerto Milite Ignoto, cittadino d'Italia della banda giovanile regionale Ambima FVG, diretta dal maestro Marco Somadossi. L'esibizione, che gode del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine, rappresenta la conclusione del progetto che ha viste coinvolte le bande del territorio nella commemorazione del centenario del Milite Ignoto. Mentre scorrono immagini di repertorio, vi ricordo che il concerto, che prenderà il via domani alle 18:30, sarà un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico dalla leggenda del Piave al primo dopoguerra, attraversando le aree celebri e i temi popolari del periodo. Il coinvolgimento dei giovani vuole essere occasione per tramandare i valori e la memoria della storia che drammaticamente ha segnato la nostra terra. Noi ci fermiamo qui, tra poco vi ricordo l'appuntamento con l'informazione sportiva, si tornerà a parlare di incubo Covid che bussa in casa udinese colpendo la primavera. È stata rinviata la partita contro la Cremonese prevista per domani pomeriggio. Subito dopo, come sempre, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.